Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Qualcosa di straordinario sta nascendo dietro le quinte del Napoli. L'esperto di trasferimenti Nicolò Schira ha condiviso importanti intuizioni sui movimenti di mercato del Napoli, guidato da Aurelio De Laurentiis. Nonostante l'ottimo andamento del club, in testa al campionato con 26 punti, il presidente è alla ricerca di nuove offerte. Al momento, il Barcellona è interessato a Kvaratskhelia, ma il suo rinnovo con il Napoli deve essere concordato entro Natale per evitare complicazioni future. Un altro nome sul tavolo è quello di Bonni, che il Napoli sta monitorando attentamente, ma che difficilmente arriverà prima di giugno. In difesa, il club sta cercando opzioni per rinforzare le alternative di Ramani e Buongiorno. Infine, Schira rivela che il Napoli valuta Raspadori circa 20 milioni di euro, ma è improbabile che qualche club sia disposto a investire questa cifra a gennaio. In estate, invece, la situazione potrebbe cambiare e la sua partenza diventerebbe più fattibile. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi. Pensate che Kvaratskhelia debba rinnovare con il Napoli o sarebbe meglio un accordo con il Barcellona? E per quanto riguarda Bonni, pensate che il Napoli debba spingere per lui nella prossima stagione? Infine, pensate che Raspadori abbia ancora spazio in squadra o la sua partenza sarebbe una buona opportunità per il club? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati.